capire chi si sottoporrà alla macchina della verità, se Miriana o Pago. Busta. Come state? Bene, bene. Tanto sarà... Lei ride, mi sa per togliere la tensione. Un po' sì. Sottoporsi alla macchina della verità sarà? Perché stai di lei? Pago? Perché fai così col dito? Mi stai facendo... Suppongo. Hai qualcosa da nascondere, Pago? No, assolutamente. Che sai, posso anche farla tutte e due, eh? Vai. Pago, qui ci sono le domande che tu hai deciso di fare a Miriana. Possiamo aprire la stanza della verità. Prego. Adesso Il professor Fernandez sta preparando tutti gli elettrodi e quant'altro a Miriana. Sarà lei a sottoporsi alla macchina della verità. Suo marito Pago gli farà le domande che lui ha deciso di farle. Ci tengo a precisare, sono domande che voi avete deciso, anzi che tu in questo caso hai deciso di fare a Miriana. Ho detto prima, un amore particolare. Vi siete conosciuti un po' di anni fa, vi siete sposati, vi siete separati, siete stati separati per più di 3 anni, quasi 3 anni. Quasi 3 anni, e mi ricordo che voi mi avete confidato anche i vostri amici, anche i vostri avvocati, quando vi stavate separando, dicevano: perché vi separate visto che vi amate ancora? Beh, ci avevano visto bene, perché poi vi siete risposati dopo appunto 3 anni. Vero. Secondo matrimonio un po'... Vero, questo è vero, vero Miriana? Sì. Chiedo sempre al pubblico di fare silenzio, perché è importante lo stato emotivo di Miriana, visto che sarà lei a sottoporsi alla macchina della verità. Professor Fernandez, quando è pronto ce lo dica. Pago, perché ridi? allora, Tensione? No, alla faccia te la traduco io. non è tensione, no. Vabbè, dai, facciamo Mi questa sembrate quelle dei RIS, sai? Sembrate una roba. Beh, professore? Aspetta sempre il cenno del professore per fare la domanda successiva. Quando ci siamo separati, hai mai pensato di aver buttato via 3 anni dalla tua vita? No. Aspetta. Quando eravamo sposati, mi hai mai tradito? Me lo vuoi fare questa domanda? Se tu non vuoi rispondere lo spieghiamo dopo. Quindi non rispondi, andiamo avanti? Va bene. Vai con la domanda. Dobbiamo andare avanti perché il braccio si fatiga della pressione. Ok. Ora che ci siamo risposate, hai mai paura dei fantasmi del passato? Sì. Mi hai detto che hai sempre rifiutato i compromessi per fare successo, è vero? Sì. Rinunceresti alla tua carriera per la mia? No. Pensi che mi manchi ancora qualcosa per essere l'uomo della tua vita? No. Hai mai pensato veramente che ti tradissi? No.
Professore, mi dica se posso andare alla verifica. Sì. Anche andiamo. se può continuare. Sì. Alla domanda di Pago, quando ci siamo separati, hai mai pensato di aver buttato via 3 anni della tua vita? Miriana ha risposto così. No. Il verdetto della macchina della verità è? È vero. Brava. Perché tu l'hai pensato? Ma sai, dopo matrimonio, quando finisce, uno dice, mannaggia, guarda un po', magari questi 3 anni, se non stiamo più insieme, invece dai. Quindi tu l'hai pensato? Assolutamente sì. Lei no. Ha fatto Che bene, dici che brava, avevi era dato- più sicura. Sì. Poi ho buttato 3 anni della vita, no? Sono buttati, nel senso che dici, speri di stare tutta la vita insieme alla donna che sposi, se non ci stai dici peccato, porca miseria, è come, non è proprio buttarli via, però ci pensi, dici porca miseria, sono passati 3 anni. Alla domanda di